Ciao a tutti ragazzi, sono Red Key, sono un rapper, vengo da Possagno, 23 anni, faccio questo da quasi 10 anni e voglio portare la mia musica ovunque, in tutta Italia, in tutto il mondo. Sveglia presto, sia alle 7 di mattina, già non sveglio già. Per me la musica ha un senso che va oltre ai like, va oltre ad essere famoso. Per me la musica è una valvola di sfogo, qualcosa che senza di questo non starei bene. E appunto anche nel mio ultimo singolo, No Sense, tanti mi hanno chiesto ma perché hai chiamato una canzone tipo priva di senso? Perché appunto tanta gente pensa guarda questo, che fa il figo, si mette a cantare di qua e di là, parla della sua vita, magari anche un po' spericolata un tempo, anche adesso, e invece no, il significato era no sense se tu non ascolti veramente bene la mia canzone, perché sono io che gli do un senso e cerco di trasmetterlo. Poi c'è chi lo coglie e chi non lo coglie, come in qualsiasi tipo di musica. Poi gestino il disco che doveva uscire con i big bro, stiamo a fare hip hop. Per me fare musica deve essere una cosa vera, anche il video non è che ho strafatto perché volevo tanto, era la serata del mio compleanno e ho detto ragazzi venite tutti, andiamo a berci una cosa, abbiamo iniziato un tour che andava da un bar a Semonzo fino ad andare in centro a Bassano, fino poi a Marostica e ho detto al grafico vieni dietro e fai il video di come va la serata, che sia una cosa proprio real, quello che voglio trasmettere. Io non vado alla ricerca di scrivere qualcosa per attirare la gente, io scrivo quello che è per me e se poi alla gente piace, ben bene. Il mio nome mi fai soltanto promo, beh, grazie. In più qui nei piccoli paesetti di borgo tanta gente pensa che il rap, sì, insomma, non sia proprio un tipo di musica vero, ma spesso viene frainteso. Il rap lo fa il ragazzino di strada che spaccia, che ok, ognuno ha avuto i propri periodi, quindi è normale che chi vuole fare musica vera parli anche di un determinato argomento, ma non è che tutti fanno quello. Poi anch'io ho avuto i miei momenti, anch'io ci sono delle rime che faccio che possono suonare volgari, ma fin là. Però trasmetto quello che sento, quello che ho provato e va oltre all'argomento di cui stai parlando. Si parla di sensazioni, si parla di emozioni che vuoi trasmettere al pubblico. Se non l'avessi capita, senti anche senza autotune, ti do lezioni di vita. Come scrivo? Quando sono ispirato, appunto, questa è la mia stanzetta, ovviamente non è il mio studio dove registro, vengo qui da solo, parte la base e dico cosa mi sta trasmettendo questa base. Cioè non vado a scrivere perché devo scrivere di una cosa, cosa mi trasmette questa base? E là esprimo le mie sensazioni, le mie emozioni, quello che penso di tutto e mi lascio andare, sono in onda sulla base. Rispondo, odio le perdite di tempo, sì che stronzo che sono, ma per diventare... E io a scuola sono sempre stato una frana a scrivere temi, se prendevo 6 era già tanto, però scrivere canzoni mi viene proprio spontaneo. Per me una volta che la base mi dice una cosa, scrivere è l'ultimo dei problemi. Tendo molto spesso a tenere una metrica fissa e cerco la rima A-B, A-B, nel senso che in 2 frasi ti faccio 2 rime in modo che senti che suona molto meglio. E questa è una cosa che ho imparato anche dal grande Gemitates, che è un rapper romano che ascolto da una vita e è il primo rapper che ho ascoltato e mi è sempre piaciuto appunto per come suonava il testo, per la semplicità del testo, ma per la grandiosità delle emozioni che trasmetteva. Perché sono stato l'unico che ci ha creduto, tutto frutto di... Qui è Red Key, trovate i miei brani sul canale YouTube, Red Key Music, o anche su Spotify. Tra poco uscirà il mio nuovo singolo Carpe Diem, quindi state connessi perché sarà un bel pezzo, una collaborazione che ho con un producer romano, appunto colui che mi ha spinto a pubblicare i miei primi brani, quindi state pronti e seguitemi. Bless!